Dottor Giovanni Gastaldo, lei è il nipote di quel Giovanni Gastaldo Sì. che ha realizzato questa grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. Ci Sì. racconti un po' la storia? Allora, la storia comincia nell'anno 900, quando mio nonno, che era a capo della fabbriceria della parrocchia di Selva, andò con una delegazione a Roma per il Giubileo e naturalmente andò a visitare le catacombe, no? Quindi lui era un grande conoscitore delle grotte e tornando a Roma, vedendo le catacombe, ha detto: se i primi cristiani fossero stati qui sul Montello, certamente si sarebbero rifugiati, avrebbero fatto i loro riti in queste grotte, no? E allora ha pensato di fare una grotta artificiale che diventasse un simbolo, un tempietto, insomma, dedicato a questo discorso. Qui dove voi vedete c'era solo una vallata, qui non c'era niente di tutto questo, c'era una piccola vallata nel fondo della quale c'era anche un rigagnolo di acqua. Quindi lui ha cominciato a raccogliere, andando con i carri, con i buoi, rocce da tutte queste grotte, no? Dove poteva portare via queste robe, e con tantissimi carri ha cominciato a costruire questa grotta, mettendo una pietra sopra l'altra, una roccia sopra l'altra, senza senza coesivi, insomma, ecco. E tra l'altro questa grotta è anche un luogo di culto, è diventato un luogo di Sì, culto. certo, e lui l'ha fatto con questo intendimento perché voleva proprio ricordare le prime esperienze di cristiani, ecco. Ecco, quindi Questo una era. volta all'anno si celebra, si Sì, apre, una diciamo volta così. si celebrava anche di più, anche l'11 di febbraio, che è la Madonna di Lourdes, perché poi lui l'aveva dedicata alla Madonna di Lourdes. Quando ero piccolo io, queste due messe erano quelle classiche, insomma. Poi c'erano altre, per esempio ci sono state una mia zia che si è sposata qui, quindi sono state fatte anche altre cerimonie, insomma. Poi nel mese di maggio ancora oggi vengono a dire il rosario. Il mese mariano. Il mese mariano, sì. Ecco, e poi c'è un giorno che comunque è rimasto, quello del... si dica un po'? Del giorno dopo di Natale, perché non poteva fare Natale, ha fatto San Stefano. Ecco, il presepio è stato, diciamo così, una iniziativa di mio padre. Eravamo nel 1940-43, nella prima guerra, e lui ha pensato a un simbolo di pace e quindi è andato a ordinare un presepio a Ortisei da un grande scultore che è Vittorio Monroder, il quale ha fatto 2 scene su indicazione di mio padre. Allora, durante la prima guerra mondiale qui c'è stato il centralino radiofonico di tutta la zona del Montello e c'è stato un fatto interessante, cioè Guglielmo Marconi è venuto ad ispezionare, perché lui era quello che andava a ispezionare tutti questi nuove centraline, insomma, no? Ecco, e questo è stato testimoniato da un giornalista, il quale, quando è venuto Guglielmo Marconi, era un semplice soldato che faceva servizio nell'interno della grotta. Ecco. E parlando proprio del papà, no? Del Sì. papà Ernesto, giusto? Sì. E è stato, anche qui c'è tutta una storia da raccontare, è stato Sì. forse un antesignano, no? Delle moderne protesi, no? Sì, lui nel 1935, quando sono nato io praticamente, aveva già ideato delle protesi servivano a 2 scopi, per sostituire un arto o sostituire addirittura 2 arti anche dei bambini nati focomelici, e ne ha fatto anche camminare dei bambini. E poi anche per le fratture, perché allora per la frattura del femore dell'anziano la maggior parte morivano, perché venivano incarcerati lui le chiamava la bianca bara, no? e non resistevano. E quindi lui aveva fatto questo scheletro esterno, diciamo così, per cui dopo 2 o 3 giorni la persona, anche con una frattura di femore, poteva camminare tranquillamente e quindi muoversi e quindi non provocare tutti quei fenomeni negativi che portano alla morte all'anziano. Silvano Zanatta a questo posto ti evoca dei ricordi, giusto? Ricordi di quando ero fanciullo
e mia nonna, che abitava nei Cortivi, qui vicino, un borgo qui vicino, mi portava qui quando doveva pregare. Lei si metteva a pregare davanti alla grotta, davanti alla Madonna, e io stavo qui a giocare in pratica. Ed erano anche dei bei momenti, insomma, da passare dentro questa grotta così, a giocare in quei giorni, insomma. E ti è rimasto talmente impresso che hai voluto comunque che fosse presente nel tuo libro? Esatto, esatto, anche perché è molto particolare questa grotta. È stata, in pratica è una piccola chiesa consacrata con, diciamo, una vera chiesa fatta di rocce del Montello. È una cosa fatta totalmente a mano e è veramente particolare. E questa cosa proprio ho voluto metterla nel mio libro perché voglio le cose particolari nel mio libro. Voglio che si vedano le cose un po' nascoste che agli occhi degli abitanti non vedono più. Gli occhi degli abitanti non vedono più queste cose perché sono abituati a vederlo. Quando vedi sempre una cosa non la vedi più in pratica.